E per Wright, palla riaperta per Severini che ha ottime percentuali da 3 in questa stagione e le conferma anche in questo caso. I primi 3 punti sono proprio di Severini, ma un altro rimbalzo in attacco, iniziano a essere davvero molti per gli Orogranata. Il terzo tentativo in fila è quello buono, segna Michael Bramo. Poi Andrea De Nicolao, Tonut per un attimo ci pensa, poi spara la tripla, riesce a mantenere il pallone in campo ma non a indirizzarlo verso un compagno. Machiura ci può riprovare con ancora più spazio di prima. Austin Day che vuole attaccare 1 contro 1 con Severini, tiro sbagliato, ma De Nicolao è totalmente solo al cuore dell'area. Debutto nella partita, lo vedete, per Capitan Riccardo Tavernelli, mentre Wright si appoggia al vetro e alla fine dopo tanti errori riesce a ritrovare il canestro. Palla persa malamente da Tortona, Theodore per Tonut, tiro da 2 punti, comunque segnato da Stefano Tonut nel corso dei primi 20 minuti. Ora Machiura con il taglio, non se lo aspetta Tonut, sale in punta Dom che deve prendere un tiro da 3 punti, non facile, tutt'altro, ma lo segna. Uno scarto di 12 punti, al momento Venezia è più 14 con Stone che vuole aumentare ulteriormente il vantaggio e ci riesce. Rimbalzo in attacco di Severini solo per un attimo, il più veloce però è Theodore che fugge dall'altra parte e adesso dilaga la Reyer. Theodore dal palleggio apre in angolo per Brooks che mette palla a terra, altro arresto e tiro vincente. Adesso Machiura dopo i 2 liberi ruba il pallone, va ad appoggiare in contropiede. Ovviamente la palla torna da lui che vuole riprovarci da 3. Ancora JP Machiura, prosegue il parziale bianconero perché il divario ora resta di 4 punti. Mentre Theodore dall'altra parte arriva in fondo, si riscopre realizzatore.